Attrarre sempre più turisti nel nome della cultura, tra i programmi di Alessandra Moretti, candidata democratica alla presidenza del Veneto, che lancia anche la proposta del Capodanno Veneto. Noi lo faremo con il febbraio in cultura e quindi un mese dove tutte le attività culturali, dai musei alle mostre, agli spettacoli, vivranno una stagione di festa che culminerà nel Capodanno Veneto il 28 febbraio e poi attiveremo la carta cultura dedicata ai giovani fino ai 29 anni e alle famiglie, perché anche le famiglie hanno diritto con i propri figli, i propri bambini ad andare a teatro, ad andare a vedersi uno spettacolo e a godere di alcuni benefici. Campagna elettorale che si propone come sfida all'ultimo colpo, anzi di più all'ultimo biglietto. Anche la candidata democratica propone infatti l'idea del biglietto unico regionale per i trasporti pubblici e il progetto di potenziare i servizi ferroviari, attuando l'idea della metropolitana di superficie. Ma la sfida è grande, lo so, insieme al biglietto unico regionale, lo sapete, potenzieremo grazie ad un fondo di 500 milioni di euro tutta la rete ferroviaria veneta per poterla vedere finalmente realizzata e compiuta nella metropolitana di superficie. Abbiamo troppe municipalizzate che si occupano di trasporto pubblico locale, ma dobbiamo arrivare a maggiori servizi efficienti per il cittadino e il biglietto unico è uno di questi. Dobbiamo tutelare i pendolari, cioè chi prende il treno per lavorare, per andare a studiare. Purtroppo in questi anni non c'è stato un investimento adeguato da parte della Regione sulla rete ferroviaria, tantissimi soldi spesi invece nel cemento e nelle strade. Dobbiamo invertire la rotta, dobbiamo cambiare il Veneto per migliorare i servizi.